al volo, non vado a Mengelò, è bella l'aria fresca, carreto do gargano, è bella non fai niente a stecchi, mano a mano a fatica, ma non si trova una fatica. C'è dice fillati in fuori, cassetta cocchi pomodoro, mo sola froscia. Poi incontra me si ciccia, che faccio solo un bici, se danno che da weed, che danno portano, se frate una pensione, passate un milione, non ce la vita va tu ce l'indre, ogni tempo vuole una spinta fatica, ma non si trova una fatica. Ma noi chiamati dei spazzini a fuscia quelle cappucce ma non mi ingozza. Voglio una fatica, un letto in cravatta, o collocamento, ma non ti tu stai imbriaca. Non può sta bene, come non vi suonare un menga per mi pipa. Freedom! E l'ora di mangiare, non può carrettere, ma se per come una fame italiana, mi chiami in la cucina, segnata un panino, che per una sola moto, invece una cocchia dove va a fare. Ma non ci vuole una fatica! Stanno chiamati le spazzine a foscia quelle cappucce, ma non ti ingozza. Voglio una fatica, un letto in cravatta, o collocamento, ma non dite tu stai imbriaca. Non può sta bene, come non vi suonare un menga per mi pipa. Buongiorno. Ma certamente. Buongiorno. Da Enzo Delli e Lello il rosso, che più che rosso è un po' nero. è un Koulibaly. È un Koulibaly. Bella questa. Ci sta. Niente, ragazzi, ragazze, signore, signori, bimbi, bimbe, buona giornata. Il sole è tornato a splendere su Barletta e che bello sto non ci molla più. Oramai dopo tanto tentennare, sai, le stagioni, il cambio di stagione, colpi di coda, ci avviamo verso la stagione calda. Se stai al sole cominci ad abbronzarti. È vero. Per cui non si può chiedere di meglio, a parte qualche episodio tipo quello di ieri sera della Juve. Dobbiamo onore a Napoli, dobbiamo rincuorare gli amici juventini, ricordando loro che stanno sempre un punto sopra, e questo è tantissimo. Non bisogna fasciarsi la testa prima di romperla. Comunque è stata una bella partita. Io ho avuto la sensazione, Lello, che il Napoli giocasse in casa per il possesso palla, giocava un po' in modo sicuro, ecco, senza la paura di chi non ha niente da perdere. Io dico solo questo, che fare vedere uno spettacolo del genere alla gente che spende tanti soldi. In effetti c'è stato qualche mio amico, qualche nostro amico che è andato fino a Torino, che sta rientrando ancora e che sta ancora rientrando. Raga, non ci sono più a Torre, perché quando ci trovo per da Juventus, ma non c'entra niente. Se tu vai e vedi lo spettacolo, allora sì, ma lo spettacolo non c'è stato proprio, ma zero.
Poi sentiremo i loro commenti, ce li porteremo in macchina per farci dire che cosa hanno provato. E infatti, ne manneggia. Andrà a farci sul pezzo. Ciao! Lo vogliamo far vedere come si fa footing da noi? Non è che la sentiamo, Eppure può essere un modo, vogliamo far vedere? Dai, allontaniamoci un po'. Allora, signori, vi facciamo vedere come si fa footing da noi. Ecco. Ecco come si fa footing da noi, andando all'incontrario. Però ci vorrebbe uno specchietto retrovisore, Senti, può darsi che... No, è un modo per distendere i muscoli, lo sai? Infatti. Poi lo sai che a noi piace scherzare. Ja frisch un ciambot. Ciao Fabio! Manolo! Grazie per me. Un saluto al nostro Frank, ormai di ritorno alla capitale. Buongiorno! In Italia, Nello, uno lavora e 4 guardano. Ah, che bello! Bello, Comunque lì noto che da quando hanno chiuso la sbarra qui è più pulito, lo sai? Ma deve pulire la... Sì. Oh, lì praticamente quando tu c'hai la barca in acqua e non la pennelli con l'antivegetativo, si attaccano i denti di cane, così si chiamano, no? E questo praticamente, una volta attaccati a tutta la barca, non cammina la barca. Sì. Vabbè, tu sei più... No, vabbè, perché... C'è tanti amici che lo fanno. No, c'ho una barchettina lì, lo so cosa vuol dire tenerla in acqua. Dopo un mese si riempie di denti di cane. Ciao raga! È come magari la stessa cosa è quando hai un acquario in casa, no? Non è solo comprarlo, metterci pesci e l'acqua. Ogni 2-3 mesi si attacca la verde rame vicino al vetro, che tu la sduache, la pulzei. Non è una cosa semplice. Bella giornata, Si vede che la veramente bella. Sì, e noto anche quanto sei loquace stamattina. È azzurra. No, ma non sto bene fisicamente e moralmente. Più moralmente. Aspetta, un attimo proprio quando fai... Aspetta, Lello, fai uscire questo amico. Hello my friend, tutto a posto? Senti, siamo in diretta, vuoi dire Barletti a Vest? Ok.
Ok. Ciao Nicola. E poi guardati la diretta, ok? Sì, mo l'ha acceso il baracchino. Mi guarda- sono bagnato. Guarda a cambiare la scendiera. chiamate spicci. Roba di poco. Ciao Leo. Ciao bello, ciao. Uno dei sub più forti di Barletta. Spericolato. L'America, vedete, l'America ce l'abbiamo qua, l'America. Sì, ad esempio, se questa fosse una parte dell'America, quale sarebbe lì, sta zona? Sentiamo. Miami. Bravo, Florida! Molto Pino Daniele qua. Quindi allora ci si prepara al grande ponte, bello? Fra 2 giorni è il 25, festa della liberazione, e siamo a mercoledì, fra 2 giorni. Quindi poi arriva la domenica e arriva il 1° maggio, quindi un mega ponte. Sì, Beh, infatti. chi se lo può permettere, raga? Io sono in ferie. Oggi iniziamo un po' di lavoretti e di servizi. Ok, quelli seri con mamma che deve andare là, deve andare là. ok. Oggi facciamo un po' di spesa. Sono venuto lei. Beh, noi due comincia un problema. Bene. E allora, oggi il buongiorno l'ha fatto Enzo, sono contento. Vabbè, allora si chiama tentativo di soccorso a persone in pericolo. Comunque è vero che fare queste cose, se non sai come lo lavoro è giusto, lì c'è la professionalità, è vero? Sì, lì c'è la professionalità e bisogna comunque saper Gestire. scrollarsi di dosso tutto ciò che capita. È importante anche questo. Allora, ti racconto un aneddoto. Ero con un amico una quindicina d'anni fa e comprammo 2 biglietti per vederci un film al castello in estate, va bene? Entrata ore 9, ore 21, a cosa latte e mezzi frega una amica. Ascolta! Ma ci voglio, vabbè, non ci andiamo più al cinema. No, ma ci vedevo film. Ci vabbè, ma con quale spirito vedevo film che sai che ti hanno fregato la macchina? Dopo ci penserò, alle 11. E usci, ma vedevo un film. E ironia della sorte che la ritrovò il giorno dopo poi la macchina. Però ebbe questa freddezza di dire, ma andiamo al cinema. Ovviamente non è una cosa da tutti, perché ci vuole anche la freddezza, cioè a trasina il film, no? Come fai a guardare il film E pensa se sai che ti hanno fregato la... È così. Dice Michele Di Bari, io lavoro anche alle feste, sono di turno. Michele, ti onora, questa cosa ti onora. Sai quanta gente vorrebbe lavorare sempre, però attenzione, bisogna lavorare per vivere, non vivere per lavorare. È importante sto fatto. Altrimenti diventiamo stacanovisti e la cosa non è bella. Pensavo mi chiedessi che vuol dire stacanovista. Staccanovista? Sì. No, non lo so. Allora, stacanovista. Enzo non sape. No, io non voglio sempre fare che non vuole me far me. Sì. Un po' come sei te. Credo. Stare chi le staccanovista, stare chi le Steccano completamente.
E allora, dai ragazzi, buona giornata, buon inizio di settimana. Eccolo che è ritornato. Dai. Quindi è servito qualche bel discorsetto, eccolo. No, vabbè, dai, non è che io mi dà così. Sta così, mi dà così. È un altro Juventino. Ma come si fa? È un altro Juventino. Cioè si mette a guardare a te e cavei. Mannaggia. Non è che stava sbagliato oggi. Ci stava a dormire a guardare cioè, hai visto? Cioè, guardava e camminava. Vabbè, sono cose che devono capitare. Possono capitare, però non devono capitare perché ci pisa taglia uno l'accetto. Sì, no, quando sei alla guida di un'auto è come se c'hai una lama di coltello in mano, uguale. Infatti. E allora ragazzi, buona giornata, buon inizio di settimana. Ora il buon Enzo va a lavorare, io pure, perché c'ho da fare un po' di servizi. Dobbiamo portare il pane a casa. Vi auguriamo una buona giornata, un buon inizio di settimana. State allerta, state sempre allerta. I nuovi sindaci ci stanno sempre deliziando con queste bellissime parole, con le bellissime frasi, Enzo. Vedremo. Speriamo che cambia qualcosa. Qui è un po' una storia gattopardiana, Lello, cambia tutto per non cambiare niente. Perché allora chi è abituato a stare seduto su una bella poltrona rivestita di pelle umana gli piace così tanto che non ci vuole rinunciare a vita, capito? Anche con tutti i demeriti possibili. Quindi speriamo che veramente cambia qualche cosa, Lello. Ecco Enzo Delvi. È Lello. che sta male. Cosa dice Michele Di Bari? Enzo poteva essere anche libero il turno che è capitato così. Vabbè. Ma sì, prendiamo la vita dal lato buono. Ciao Irene, dai. ciao a tutti. Ciao Irene, Vi auguriamo coraggio. Vi auguriamo una buonissima giornata, dai, forza a tutti. Barlet E a Vesta. Ciao a tutti, condividete, grazie. Fate vedere come sono triste stamattina. Ciao.